La macchina è andata dritta praticamente sulla curva, poi la ragazza è riuscita a uscire dall'auto da sola, penso dal finestrino, ed è arrivata fino sotto casa qua. E sotto casa qua urlava e noi abbiamo sentito le urla, io ho aperto la serranda della camera da letto e lei urlava che la macchina era andata dentro il lago. Non sono ancora le 5 del mattino in via Cartiera Rorai Piccolo di Porcia quando le urla di una ragazza svegliano Massimo Pinavaria e Umberto Zaia, residenti in questa palazzina vicina al lago. Ci sono una giovane di 24 anni sotto shock e un'auto capovolta nell'acqua a qualche centinaio di metri di distanza. All'interno dell'abitacolo un 29enne domenicano, Hector Moises Benzant, residente a Pordenone con i familiari nel Trevigiano in zona Montebelluna. Umberto e Massimo non ci pensano due volte e si precipitano in strada. Siamo andati, la macchina era proprio in fondo ed ha rotto la recinzione e si è ribaltata proprio al contrario. L'illuminazione per motivi di risparmio era tutta spenta, quindi era tutto buio. Se non c'erano le quattro frecce della macchina non si vedeva neanche la macchina e Umberto si è buttato in acqua, per fortuna toccava, però ha preso la maniglia ma scattava a vuoto e non si riusciva a aprire la porta e poi comunque non si vedeva. Sono attimi disperati, ogni secondo è prezioso. Arrivano anche i soccorsi, il SUEM, i vigili del fuoco, la polizia con un agente che a sua volta si getta in acqua e raggiunge Umberto Zaia. Il giovane alla fine viene tirato fuori dall'auto, ma è troppo tardi, l'ultimo respiro in ambulanza. A finire in ospedale a Udine la giovane donna e il poliziotto, entrambi in stato di ipotermia. Scattano poi la fase del recupero della macchina e quella delle indagini. La traiettoria dell'auto è come impazzita in questo tratto di strada, prima l'invasione della corsia opposta, poi l'urto contro il marciapiede, da qui la carambola con la rete metallica che viene squarciata. L'ipotesi investigativa è che i due giovani, prima dell'impatto, stessero litigando, spazzati via anche alcuni fiori a memoria di un altro incidente mortale avvenuto qualche anno fa. Hector lavorava nel ristorante a ridosso del laghetto, dove restano la disperazione e lo shock, ma anche una serie di gesti di eroismo. Umberto è uscito, però ha preso un sacco di freddo, infatti me l'hanno fatto portare a casa, l'abbiamo messo sotto la doccia che non sentiva più gli arti, si è ripreso e poi è tornato dopo, io invece sono rimasto lì e ho visto che hanno tirato fuori il ragazzo, l'ha messo sulla barella, ma i rianimatori hanno fatto quello che potevano.